castagna allora. E della castagna questo legno qua. Devo andare nel bosco a tagliarlo per fare questo strumento, insomma. Si fa la misura e si deve staccare la pelle dal legno. Questo è duro, prendiamo questo. Gli ha tagliati quando? Com'è? Gli ha tagliati quando? Stamattina. Stamattina. Mi gioco dall'acqua. E noi secchi che come faccio adesso, no? Staccare la pelle fino a che si riesce bene. Ma questo è già spaccato, ma non tutti si può riuscire. Prendiamo un altro. Questo. È una cosa un po' delicata, deve andare piano piano. Adesso si fa la misura, può sfilarlo adesso. Può sfilarlo, bene. E un po' di pazienza. Adesso si sfila, allora bisogna fare la misura per il tappo. Facciamo così allora. Qui si fa una piccola finestra. Come la chiama che la lei? Finestrina serve. Piccole finestrine. Bergamasca. Bergamasca, diciamo, non è che sia il bus. Il bus. Se è la misura che ho segnato. E ora tagliarla. La riso a fil, la finestrina. Anche dei subbietti. Il mio papà, il mio fratello che c'è ancora, che ha quasi 80 anni, ne ha fatto di questi. Dopo la suonando, stai suonando? Suonava qui in giro nella contrada del paese, ce n'era vari, io suonavo, l'altro rispondeva. Come fanno i galli, le galline, gli uccelli. Ma da ragazzi o anche da adulti? No, tanto da ragazzi. Da Devo staccarlo e tagliarlo piano, se pazienza. Il castagno. Sono i figli della pianta, nascono vicino alla pianta. Questo è staccato, tagliato. Ora bisogna fare una piccola fessura adesso. Dunque, adesso si taglia perché è lungo, facciamo la misura, si taglia ancora questo, ci vuole un momento, però. Vuole pazienza, vuole un momento. Devo ammolare. Però bisogna fare attenzione di non tagliare le mani, le dita. sì. St'André. E noi mi chiamava sui bisubietti. Ma fa nessuno. Fa nessuno anche lavori qui. Di primavera. Però abbiamo sempre preso questo legno qua, questa qualità di questo legno. Castagno. Non so se c'è ancora degli altri. Ah, sempre dove va la castagna? Sempre la castagna dovrate. Ora serve qua la magname, la fessura.
I bambini cominciavano a che età a costruire questi fischietti? Costruivamo uno un po' adulto, un po' grande, ma loro suonavano anche 5 anni, io a 5 anni suonavo. Ma era capace di farli su? No, i miei fratelli più grandi. Intorno a che età li costruivano? Già da 8-9 anni cominciava. Ah, O li facevano su anche i grandi? I ragazzotti, insomma, La donna loro del sesso o anche tante cece, tanti. Poi c'era anche gente adulta che le facevano. A mio ricordo ci davano un po' di importanza. E dove va quando dopo? Si suonava subito in quello. Però non c'era ancora la vernice di mettere su qualcosa. Se faceva bel tempo, c'era il sole, metteva nella vasca, poi c'era nell'acqua, insomma, per tenere verdi, se no seccava. Dopo dirà qua. Infatti dirà. Dirà, sempre il misete. così tanto? Un mese? Dirà il mise. Però. Adesso non è, bisogna fare anche un po' di più, perché dobbiamo tappare in fondo anche. Dobbiamo tappare in fondo. Adesso metto il tappo, chiudere in fondo. Dove va dove col tappo? Non col tappo, insomma. Insomma che la mia del vice. Non mi va bene la gatta, bisogna chiudere in fondo Perché sennò su una mia. su una mia. Il fiato deve uscire dalla finestrina, insomma. Passando sul legno qua che c'è la fessura. E la finestrina esce lì e poi la subieta fischia. Una cosa un po' anche delicata, bisogna stare qua. Non arriva mai magari è caduto così. Ecco, mettete preciso che adesso è chiuso. È chiuso. Adesso metto l'altro tappo, l'altro legno, con la sua piccola fessura che va a bordo precisa vicino alla finestrina qua, al buco. Dunque, Allora siamo tagliato la finestra. dobbiamo tagliarla, però non so se è grande abbastanza o tagliare un po' di più. Non puoi più tagliarla, ne tagliare un po' l'uter, tagliare il legno, poi anche la pelle. Allora andrei da bene, deve andare bene. Adesso suona tutte le tende. Questo è pronto, è bello fatto. Poi nel momento però io l'ho lasciato fuori un po' un pezzettino di legno, dove si sono attraverso, dove per attraverso. Così si può anche tagliarlo. Ai tempi si sentiva in giro mare indenne, boscante, si suonava queste biette, dicevano, si rispondeva come i galli, gallo con gallo, uccelli, si cantano quello canta perché è geloso, non so. Anni, ho visto dietro di 40 anni fa, prima 50 anni fa. Su una mia magari sotto carneale. Allora si suonava il corren. Che corrente Il cos'è? corren de V, de H, io ce l'ho uno ancora lì. Riusciva a farlo suonare? Facevo la voce di bombardino tonda, no? Si sentiva sul canto alto, una voce diciamo acuta, non acuta, era proprio rotonda e Corno proprio. corno. Lì un po' gli strumenti
del buco. Sì, adesso guarda, una bella voce il corno. No, questo adesso è tappato, è chiuso, il fiato non esce più. Come? Che lo te suona lei? Non hai mai chiesto? Guarda che te l'hai chiesto. Popa, 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 do, la, 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 do, re, mi, fa, sol, la, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, sol. Se non cantavo una più, questa è la più libera. Però, vai. Allora ne faccio una. Dico, non dai, preso. Adesso lo dovrebbe suonare. Adesso metto dentro qua, nella subbietta. Fermo lei. Sembra di suonare. Deve suonare.